Abbiamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Colle ha un nuovo inquilino, Sergio Mattarella. Ma quanto ci costa il Presidente e il suo palazzo? Bilancio alla mano, ogni anno gli italiani spendono 224 milioni di euro per il Quirinale e per la sua manutenzione, ovvero 613 mila euro ogni giorno. Oltre il 90% di questa cifra se ne va solo per chi lavora o ha lavorato nel palazzo. 122 milioni di euro per i 1636 dipendenti e oltre 92 milioni di euro per le pensioni degli ex lavoratori del Colle. In questo immenso condominio di lusso ogni anno se ne vanno 1,73 milioni di euro per la luce, 420.000 per l'acqua e 780.000 euro per il gas. 170.000 euro vengono spesi ogni anno per il telefono e altrettanti per la posta, mentre la cancelleria ci costa 215.000 euro l'anno. Anche sul cibo non si bada a spese. Per i pasti offerti dal Presidente della Repubblica si spendono oltre 400.000 euro, mentre per i regali ai capi di Stato e di Governo 145.000. Il parco auto costa circa 570.000 euro l'anno, a cui vanno aggiunti quasi 200.000 euro di carburante e lubrificanti. E se 224 milioni di euro all'anno vi sembrano troppi, pensate che l'ex inquilino del Quirinale Giorgio Napolitano si era anche impegnato a fare dei tagli e nell'ultimo anno le spese erano state ridotte di ben il 2%. Chissà se Sergio Mattarella riuscirà a fare di meglio, visto che questa è stata la sua prima dichiarazione dopo l'elezione a Presidente della Repubblica. Il pensiero va soprattutto, anzitutto, alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. È semplicemente questo. In attesa che qualcosa cambi, il conto che il Colle presenta ogni anno agli italiani resta uno dei più alti delle democrazie occidentali. Più della Casa Bianca e il doppio dell'Eliseo, che è una repubblica presidenziale, e 4 volte la monarchia inglese. Un ultimo confronto, quello con la Germania. La nazione più potente d'Europa spende per la presidenza meno di un terzo dell'Italia. Escludendo le spese per le pensioni e la sicurezza, per mantenere il Quirinale il nostro paese investe 102 milioni di euro l'anno, contro i 33,7 milioni di euro spesi dalla Germania.